Buongiorno, ben trovati ad una nuova puntata di Mattina Live. Iniziamo subito segnalandovi un appuntamento importante che cade il prossimo 12 febbraio al Teatro Viviani di Napoli, perché torna ad esibirsi dal vivo uno dei più grandi rappresentanti della musica napoletana nel mondo. Sto parlando del maestro Enzo Gragnaniello, un'occasione davvero imperdibile perché avremo la possibilità di ascoltare dal vivo il suo ultimo album intitolato Rindopost Sbagliato, ed è stato pubblicato lo scorso ottobre ed è stata già un grande successo, un successo di critica, un successo di pubblico, e oggi a Mattina Live ci racconterà per l'appunto questo suo nuovo progetto. Il buongiorno al maestro Enzo Gragnaniello. Maestro, ben trovato, che piacere di vederti. Buongiorno. È sempre un piacere vedersi. Esatto, tra l'altro un piacere di trovarsi per dire, maestro, al nostro pubblico che torni ad esibirti dal vivo in un concerto imperdibile per l'appunto il prossimo 12 febbraio a Teatro Viviani di Napoli. Sì, faremo questo concerto e voglio presentare anche l'ultimo disco, magari raccontare qualche aneddoto durante la lavorazione del disco, ma l'importante insomma è suonare, poi gli aneddoti ci potremmo raccontare anche a caso. Magari sì, sarebbe bello ascoltare da te gli aneddoti, però è anche bello raccontare l'intenzione di questo progetto musicale, che per l'appunto non ti vedi distante dalla tua filosofia musicale, perché decidi di raccontare in questo tuo ultimo brano dei temi sociali molto importanti, come quello del razzismo, la lontananza dalla propria terra, ma anche la solitudine di donne abbandonate, fino a insomma proiettarci verso l'amore di noi stessi. Insomma, c'è tanto da ascoltare e tanto da raccogliere. Noi siamo qui per questo, penso. Dobbiamo riuscire ad esprimere l'inesprimibile, le cose che tutti noi sappiamo dentro di noi, ma spesso non ce le ricordiamo. Per cui ci vuole qualche input, e la musica è l'arma, diciamo, è l'antidoto di tutto, per cui questo disco racconta delle cose che viviamo interiormente, non esteriormente, perché quelle sono in prestito, quello è un mezzo. Esatto. E a noi interessa invece raccontare lo spirito delle persone, delle emozioni. Le emozioni, ecco, che devono colpire gli altri, no? E quindi il concetto di amore che sì parte da noi stessi, ma diventa poi sublime se riusciamo ad amare anche il prossimo. Certo, è come una bottiglia vuota o una bottiglia piena. Se è piena d'acqua posso dissetare anche gli altri, ma se è vuota è la fine per tutti noi. Maestro, un brano e un progetto musicale che vede protagonista la lingua napoletana, no, di gettito, l'utilizzo della nostra lingua napoletana, però c'è un'eccezione, un brano che è totalmente scritto in italiano, Scrivi una canzone per mia madre. C'è una differenza di registro stilistico da te utilizzato? C'è una motivazione in particolare? Ma guarda, quando c'è il sentimento, e non il sentimentalismo, quello gratuito, ma il sentimento, c'è una cosa sentita veramente, non c'è etnia che tenga, o in italiano, o in napoletano, o in cinese, se ci sono delle vibrazioni, è un racconto vero, a me quello interessa, insomma. Scrivere in italiano, poi tra l'altro io ho scritto tante canzoni in italiano, voglio dire, ma in italiano o in napoletano, a me solo è l'ispirazione. Se io sento in italiano, scrivo in italiano, sento in napoletano, scrivo in napoletano. Non posso decidere con la mente, capito? È una cosa, la devi sentire.
È il sentimento quello che porta all'ispirazione, poi che porta ad emozionare il pubblico, sempre fortemente legato, maestro, alla tua musica da sempre. E io penso che in questo momento storico di grande difficoltà riuscire ad ascoltarti dal vivo possa essere un'occasione davvero imperdibile ed irrinunciabile, perché effettivamente la pandemia un po' ci ha allontanato, no? Un po' ci ha alienato da quelli che sono i sentimenti veri, e la musica diventa l'occasione e lo strumento, come dicevi poc'anzi, in un periodo storico laddove i temi sociali oramai sono importantissimi, perché tante le difficoltà da questo punto di vista. Riusciamo ad essere un po' più sentimentali? Secondo te è l'occasione giusta? È quello che vuoi anche inviare al pubblico che verrà ad applaudirti? Sì, ma prima di fare un discorso sociale, che poi magari non arriva a nessuno, perché quando tu parli del sociale è diventato un fatto di cronaca ormai, un artista, musicista che deve lavorare con l'invisibile non deve secondo me parlare del sociale, quello parla da solo il sociale. L'importante per un artista è alimentare lo spirito degli altri con delle emozioni, raccontando anche in una chiave simbolica delle cose, se no uno non fa mai sviluppare la fantasia, siamo sempre a dire 2 più 2 fa 4, a me mi viene l'ansia, 2 più 2 fa 4, a me interessa di riuscire a comunicare quell'altra parte di noi, cioè che secondo me è l'essenziale, tutto il resto è in prestito, è un mezzo. La musica può entrare come l'acqua, l'umidità entra nelle case, che ne so, l'acqua che entra da tutte le parti. La musica fa la stessa cosa quando è pura, e lo fa anche quando non è pura, e quando non è pura è nociva, crea problemi veramente. Questo sì, la musica deve essere pura, ma deve soprattutto colpire, e sicuramente condivido il tuo pensiero, però a questo punto mi viene anche da chiederti, perché tu sei davvero un maestro della musica e hai avuto la possibilità di respirare anche il nostro territorio partenopeo, quindi io ti chiedo, la musica napoletana del futuro verso quale direzione si sta proiettando? È oggi contaminata o riesce ad essere pura e quindi a regalare grandi e forti emozioni? Ma per quello che sto sentendo oggi c'è molto giovanilismo, e nel giovanilismo si perdono le radici, si tende alle mode. Le mode appartengono a un mondo fatto di apparenza, durano il tempo che dura, insomma. Poi dopo un anno diventa già una cosa vecchia, mentre invece la musica napoletana, per crearla bisogna stare in sintonia con la propria terra, con la sua anima. È un discorso un po' È un discorso molto complesso, delicato e profondo, maestro, però mi viene da chiederti anche se le nuove generazioni stanno quindi riscoprendo le proprie radici, se hanno voglia di riscoprire le nuove radici, o è necessario ancora avere come punti di riferimento maestri del suo profilo come lei per instillare nelle giovani menti questa cultura dell'appartenenza al proprio territorio, alle proprie radici musicali? Guarda, bisogna fare delle ricerche nella musica, ma la ricerca parte da ricercare se stesso, per capire tu chi sei, che vuoi dalla musica. Vuoi fare tanti soldi, vuoi stare sui palcoscenici a fare con le mani così tutti cioè queste cose qui, quello è intrattenimento. A me non mi interessa questo mondo. La musica è altro, la musica è poesia. La musica è poesia, brava. È come poesia può diventare un disinfettante dell'anima, perciò un farmacon, antidoto e veleno al contempo. Cosa hai detto? La musica è un vero e proprio farmaco, no? Antidoto e veleno contemporaneamente, cioè l'anima che si strugge, ma poi con la musica riusciamo effettivamente a ritrovare noi stessi, quindi entrare nel profondo delle radici, però naturalmente attraverso la purezza, come dicevi prima. Ma certo, ma tu ti rendi conto oggi come viviamo? È un dislivello sociale, proprio se prima parla del sociale, c'è un dislivello proprio sociale.
cioè da chi ha tanti soldi a chi non ha niente, a chi insomma, a chi si fa la siringa sul braccio e a chi non se la... Cioè, voglio dire, è un mondo fatto di bisogna metterci d'accordo e l'unica cosa per far mettere d'accordo all'essere umano è lo spirito. È lo spirito. La mente è confusa. Maestro, non posso non chiederti però, perché noi ci stiamo rivedendo in questa settimana particolare dedicata alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Stai guardando Sanremo, ti piace? C'è qualche artista nel quale trovare un insieme da poter nutrire? Guarda, l'artista che mi è piaciuto, perché poi da stasera in poi non lo vedo più, ho voluto sentire tutte le canzoni così, perché poi siamo cresciuti con Sanremo. L'artista che a me è piaciuto tanto è Elisa. Condivido. E basta, cioè, gli altri sì, ma devo dire, l'unica che secondo me ci ha messo una musica e un testo più intelligente. Molto profondo, ecco quella poesia di cui parlavamo prima, maestro, però non so se riesce a vedere le immagini che il nostro regista Salvatore Mondò sta rimandando anche al nostro pubblico, che ti rivedono in questa esperienza sanremese del 1999 con la bella e la straordinaria Vanoni Alberi, e c'è un aneddoto che puoi raccontarci, c'è un ricordo particolare a cui sei legato? Ma mi ricordo che dissero a Sanremo sui giornali, stasera canteranno, cioè a me mi fecero passare per un barbone, oppure un altro disse sul giornale sempre, stasera c'è la bella e la bestia, la bella e la bestia. E allora queste cose qui mi ricordano. Poi vabbè, lei è stupenda anche nella conferenza stampa, tipo la prima cosa che disse lei ai giornalisti, dico, guarda che Gragnaniello è intelligente, cioè, come se, non lo so, queste cose mi fecero molto ridere. Molto sorridere, magari non conoscendo poi qual è il vero significato, maestro, della Bella e la Bestia, perché poi la bestia all'interno ha tanto da raccontare, da regalare, una profondità d'animo che non ha uguali, quindi... Sì, insomma, vabbè, ne fecero di tanti colori, però la canzone era bellissima. La ricordiamo, maestro, la ricordiamo. È stato un grande successo. Un grande successo, complimentissimi, perché lo sarà anche il prossimo 12 febbraio. Maestro, ricordiamo l'appuntamento a Teatro Trianon Viviani di Napoli, questa esibizione del maestro Enzo Gragnaniello in concerto dal vivo per presentare il suo ultimo album, Rindo posto sbagliato. Maestro, l'ho detto bene? Non lo so. Perché? Ho letto da qualche parte che qualcuno dice: ma perché non si dice rindo posti sbagliati, si dice dinto. E io dico, ma perché devo dire dinto? Io non lo so che si dice dinto. Io voglio il linguaggio come parlo, dico rindo posti sbagliati. Cioè, qual è un problema? Ecco, vanno a vedere, perdono un sacco di tempo. Ma perché sono i parlanti che poi decidono di interpretare il proprio linguaggio a proprio uso e piacimento? Ma decido io come lo voglio dire, cioè voglio dire... Rindo posto sbagliata, detto bene? Mi suona più bello, dinta, già dinto mi fa ridere, ma rindo posti sbagliati è più vero, è più diretto. Che poi il posto sbagliato non è il luogo geografico, è nella mente umana. Quando tu mi tratti male, mi tratti falso, quello è il posto sbagliato, capito? E la musica è l'unico strumento per ritrovare, ecco, il luogo ideale per amare il prossimo in maniera incondizionata. Esatto. Maestro, davvero un piacere, davvero averti avuto ancora oggi qui a Mattina Live. Ti abbraccio, un mega in bocca al lupo per questo concerto imperdibile. Grazie. E sarei onorata magari di averti qualche giorno proprio qui nel mio studio a Mattina Live. Un abbraccione e ancora complimenti, perché per me sei il maestro. Maestro. Grazie, non esagerare. Sì, un bacione, grazie maestro Enzo Gragnaniello per essere stato con noi. Noi invece ci ritroviamo subito dopo la pubblicità qui a Mattina Live, restate con noi.